Dovremmo ricordare che il nostro pianeta è composto al 71% di acqua e non dovremmo tenerne conto solo oggi, giornata mondiale dell'acqua, ma tutti i giorni, partendo da gesti semplici come la riduzione quotidiana degli sprechi. Si tratta spesso, per esempio, di abituarsi ad aprire i rubinetti delle nostre case solo quando è necessario ed a utilizzare l'acqua del sindaco per ridurre il consumo di bottiglie di plastica, riducendo i costi ambientali dei lunghi viaggi dell'acqua tra la sorgente e il supermercato. Dovremmo ricordare che le materie plastiche sono le componenti principali dei rifiuti marini trovati lungo le coste, sulla superficie del mare e sul fondo dell'oceano. E per sottolineare un altro dato, annualmente vengono prodotti a livello mondiale 300 milioni di tonnellate di materie plastiche, di cui almeno 8 milioni finiscono proprio nell'oceano. Si tratta di un'enorme minaccia per le specie marine e gli ecosistemi, ma anche un serio rischio per la salute umana, con effetti sul turismo, sulla pesca, sull'acquacoltura. Ma ci sono anche dei dati positivi. Pare che il 64% degli italiani preferisca l'acqua di rubinetto a quella di bottiglia e si stima che nell'Alto Trevigiano questa percentuale sia ben più elevata. Qui l'approvvigionamento idrico viene assicurato da 183 fonti di prelievo, 65 sorgenti nell'area prealpina e 118 pozzi in pianura che attingono da falde acquifere sotterranee. Un sistema complesso in un territorio densamente popolato che vede all'opera oltre 300 collaboratori impegnati ogni giorno ad assicurare ai trevigiani acqua pulita e buona, nel rispetto dell'ambiente di una risorsa delicata, preziosa e vitale come quella idrica. L'acqua che attualmente viene erogata nei rubinetti degli utenti di Alto Trevigiano Servizi è di altissima qualità. È un'acqua che viene controllata ogni giorno, è un'acqua che, se pensate, ogni anno viene analizzata in più di 1600 campioni. Un'acqua che raggiunge quotidianamente più di 200.000 utenze, un'acqua di altissima qualità, un'acqua che arriva dalle sorgenti in montagna, dai pozzi in pianura, un'acqua che gli ultimi dati ci dicono sia apprezzata più del 60% degli utenti, un numero che ci poniamo di far crescere ogni anno. Dovremmo ricordare giorno dopo giorno che l'acqua è la linfa del nostro territorio e andrebbe celebrata sempre.